al di là della paura intesa come paura all'innovazione, che è una cosa che ci ha fregato spesso. I tedeschi fanno fotovoltaico da 30 anni, noi abbiamo iniziato solamente una decina di anni fa, già la tecnologia c'era, avevamo paura di innovare, pigrizia perché tutto quello che è nuovo ci indispettisce, ci preoccupa, mentre il mondo oggi è di chi ha la voglia e la capacità di osare. Se uno oggi non è in grado di capire l'opportunità che ha, è ovvio che poi le aziende vanno male, hanno problemi, che vuol dire che gli imprenditori non sono all'altezza della contemporaneità, che vuol dire capire il contesto e approfittarne delle opportunità che vengono. Capire dove va il mondo, interpretare con velocità quello che può essere una minaccia per difendersi o un'opportunità da sfruttare è quello che oggi secondo me differenzierà sempre di più un buon imprenditore da un cattivo imprenditore, un buon dirigente politico da un cattivo dirigente politico.